Via libera della Commissione Bilancio del Senato al Fondo per il ristoro dei risparmiatori stritolati dal fallimento o in liquidazione coatta delle banche, tra queste Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Il governo ha istituito il fondo vittime del reato finanziario, è un primo seme che ora la politica deve alimentare perché possa soddisfare in maniera forte tutti i risparmiatori traditi. Soddisfatto Patrizio Miatello che da Ginevra, dove sta portando la questione delle ex popolari all'attenzione dell'ONU, parla di un seme piantato in quello che sembrava un deserto. Un piccolo seme da 50 milioni di euro a fronte dei miliardi bruciati con il crack delle due ex popolari che non soddisfa altre associazioni che anzi sono critiche. Non è nulla di quello che ci aspettavamo, noi non volevamo un fondo, volevamo un ristoro per tutti, hanno trasformato una possibilità di riscatto per il sistema in un fondino, in un fondo da caffè. Difende l'operazione il senatore del Partito Democratico Giorgio Santini che proprio dal Senato raggiunto al telefono lascia margini per sperare ai risparmiatori delle due popolari venete in qualcosa di più. È destinato ad avere anche altri finanziamenti attraverso un meccanismo già individuato nel fondo per poter dare risposte ai tanti risparmiatori che possano dire di essere stati truffati nelle operazioni bancarie. Non tutti però potranno accedere al fondo. Si dice nel testo che non abbiano già avuto una diversa forma di ristoro. Resta al Ministero Economia e Finanze definire con un prossimo decreto i criteri.